Niente premio Nonino quest'anno. La manifestazione diventa biennale e si terrà d'ora in avanti solo negli anni dispari. In quelli pari invece saranno organizzati appuntamenti internazionali di carattere culturale. Si comincia dalla prossima primavera con Parigi. Andrea Saule. Una piccola rivoluzione. Dopo l'edizione 50 dell'anno scorso, il premio Nonino, uno degli appuntamenti culturali più importanti in regione, diventa biennale, nel nome di Benito Nonino, deceduto un anno fa, e di mamma Giannola, ancora importante sia in azienda che nell'organizzazione del premio. La famiglia, che distilla grappa da ormai 130 anni, ha deciso di aumentare la sua dimensione internazionale. Negli anni dispari la tradizione cerimonia in Friuli, in quelli pari dialoghi ed eventi ad altissimo profilo, partendo dalle capitali europee accentratrici di cultura. Il via in primavera da Parigi, con membri della giuria e premiati del passato, con un occhio di riguardo per il rispetto della terra e dell'uomo, in un mondo in continua evoluzione. Una città a cui siamo legati da tantissimi anni, molti dei membri della giuria risiedono proprio nella capitale francese e con la cultura francese abbiamo avuto sempre grandissimi legami. Non dimentichiamo per esempio sin dall'inizio alcuni dei più importanti premiati, mi vengono in mente Claude Lévi-Strauss, ma anche Peter Brook, Emmanuel Leroy-Ladurie, Michel Serres, sono veramente dei punti di riferimento di tutta la cultura mondiale. La prossima edizione del premio vero e proprio il 30 gennaio del 2027 a Ronchi di Percoto, per celebrare ancora una volta cultura, territorio e la visione industriale, e per non dimenticare il legame con le origini. Non solo non si rischia di perdere il legame col nostro Friuli, ma addirittura in qualche modo il Friuli viene ancora più enfatizzato, in quanto lo portiamo, come facciamo da tantissimi anni, in tutto il mondo.